ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video dedicato a un unboxing e alla lettura del manuale Ticket to Ride Berlino. L'abbiamo visto nel video dedicato al Montiferru Play, è arrivato il momento di aprirlo. In sostanza non mi sono cambiato, sto continuando a fare video questa sera. Nel retro ci sono alcune informazioni prima di ancora di aprire. Adesso ve le leggo. Qui dice: scoprite Unter den Linden e immergetevi in questa giovane capitale della cultura d'Europa. Godetevi una crociera turistica sul fiume Sprea, attraversate in bicicletta la porta di Brandeburgo o lasciatevi stupire dai capolavori esposti nel museo di Pergamo. In questa frenetica versione di Ticket to Ride, i giocatori si sfidano l'un l'altro per visitare i luoghi più iconici della città e completare i loro biglietti di destinazione. Utilizzeranno i tram di Berlino e per la prima volta si avventureranno al di sotto delle strade della città per incorporare nelle linee un innovativo sistema di metropolitane. La descrizione che troviamo nel retro è simile a quella che ho trovato nella scatola di Paris, Ticket to Ride Parigi, a cui non ho ancora dedicato nessun video, ma magari in futuro potrà essere fatto. Qui specifica che c'era come novità la metropolitana. Un'altra nota: imparalo in 3 minuti, giocaci per ore. Allora, adesso vado ad aprire e andiamo a scoprirne il contenuto. Apriamo e voilà, tanto per non tagliarmi. Allora, prima cosa che compare, il manuale pieghevole, che sarà poi l'oggetto della nostra analisi. La mappa, che naturalmente, essendo la scatola piccola, anche la mappa è più piccola, e fra l'altro è pieghevole in 3. No, in 3. È una delle mappe, credo la mappa più piccola di Ticket to Ride che ho preso in mano, e fra la novità dovrebbe essere questo segnapunti laterale. E poi all'interno, vediamo se riesco a non far cadere nulla, abbiamo l'organizer standard e qui ci sono le carte, i segnapunti standard fatti di legno, alcuni vagoni extra, hanno varie forme, ogni colore. Allora mi pare che rosso, giallo e nero sono uguali. Ah no, c'è un bianco differente. Ah, ok, sono di 2 tipi, c'è il vagone e credo la metropolitana. Dovrebbero essere una quindicina per giocatore. Sul retro della scatola c'era indicato il numero. Comunque andiamo quindi nel manuale e andiamo a scoprire. Intanto osserviamo qui nella copertina che vediamo per bene il tram in basso e il treno in alto. Quindi c'è anche il tram? Andiamo a scoprire. La prima parola: scoprite Unter den Linden, immergetevi in questa giovane capitale della cultura d'Europa. Ci sono le stesse parole che troviamo nella scatola. Godetevi una crociera turistica sul fiume Sprea, attraversate in bicicletta la porta di Brandeburgo o lasciatevi stupire dai capolavori esposti nel museo di Pergamo. Collocate i tabelloni al centro del tavolo. Giustamente non lo mettiamo di fianco così che non si... Scusate, ma ho fatto cadere. Bene, non c'è rischio che mi punga. Allora, dicevamo, non lo mettiamo di lontano dai giocatori, lo mettiamo al centro così che tutti possano arrivarci in un modo o nell'altro. Poi è piccolino, quindi basta anche un tavolo piccolo. E ogni giocatore sceglie un colore
I colori sono 4, quindi è pensato per 4 giocatori. Mi pare che anche Parigi sia per 4 giocatori. Ho detto una quindicina. Attenzione. Ecco qua. Sì, sono 16 in totale. Ho visto bene. Dice: ogni giocatore prende le metropolitane, 5 per colore, i tram, che sono 44, e i segnapunti corrispondenti. Posizionate tutti i segnalini sulla casella di partenza 1. Attenzione, perché è successa una cosa lì durante il torneo di Ticket to Ride Europa. C'era qualcuno che pensava che il punteggio dovesse partire da 1. A quanto pare c'è anche qualche tutorial online che dice che si parte dal 1. Perché nei manuali di Ticket to Ride c'è scritto: posizionate tutti i segnapunti sulla casella di partenza e 1 cerchiato. Ma non è il punteggio. Osservate che c'è un 1 cerchiato sulla mappa, che poi, se poi andate ad aprire la mappa ufficiale, non quella che c'è sul manuale, scoprirete che questo 1 cerchiato, ecco qua, non esiste. È semplicemente la fase 1. Quindi come prima cosa ci dice: posizionate tutti i segnapunti sulla casella di partenza, che è la 0. La faccio rivedere. La casella 0, fra l'altro, a differenza di tutte le altre varianti di Ticket to Ride dove i punti si segnano attorno, è lunga. Mescolate le carte a trasporto e distribuite una mano di partenza di 2 carte a ogni giocatore. E questa è la fase 2. Collocate il mazzo restante di carte a trasporto accanto al tabellone, dopodiché girate le prime 5 carte del mazzo a faccia in su e disponete una accanto all'altra. Se 3 delle 5 carte di trasporto a faccia in su sono carte bicicletta, tutte e 5 le carte vengono immediatamente scartate e si scoprono a faccia in su 5 nuove carte. Quindi le carte bicicletta sostituiscono le carte locomotiva. Dovrebbero essere i jolly, ipotizzo. Mescolate i biglietti destinazione e distribuitene 2 a ogni giocatore, cioè i ticket to ride. Quelle che hanno dietro la scritta ticket nelle versioni grandi, qui si chiamano destinazione. Ogni giocatore guarda i suoi biglietti destinazione e decide quale o quali desidera tenere. Ricordiamo, ne riceve 2, il giocatore all'inizio se ne ricevono 2, quindi si possono tenere entrambe o solo una. Se sceglie di tenerne soltanto una, il biglietto destinazione scartato viene riposto in fondo al mazzo. Quindi sappiamo che a un certo punto ritornerà a qualcuno. Poi collocate il mazzo accanto al tabellone. I giocatori devono tenere i propri biglietti destinazione segreti fino alla fine della partita. Scegliete casualmente il primo giocatore nel modo che preferite. La partita prosegue quindi in senso orario da quel giocatore. Ora siete pronti per cominciare. Alla fine è lo stesso regolamento di qualsiasi Ticket to Ride, con la differenza che il totale dei vagoni di un solo giocatore di Ticket to Ride Europa 45 e il totale di tutti quelli che saranno in gioco, perché nella scatola ci sono 44 tram più 20 metropolitane, quindi sarà una partita più veloce. L'obiettivo del gioco è accumulare il maggior numero di punti, come un po' in tutte le versioni di Ticket to Ride. Come si guadagnano i punti? Controllando una linea fra 2 località adiacenti sulla mappa, oppure completando con successo un percorso continuo di linee fra 2 località elencate sui propri biglietti di destinazione, cioè sugli obiettivi. Ogni giocatore perde un certo ammontare di punti per ogni biglietto destinazione che non è riuscito a completare con successo alla fine della partita. Uguale al resto di Ticket to Ride. Il turno di gioco. Il primo giocatore comincia la partita, dopodiché il gioco prosegue in senso orario e ogni giocatore svolge il suo turno fino alla fine della partita. Nel suo turno il giocatore può fare quanto segue. Deve eseguire una e soltanto una delle 3 azioni seguenti: pescare carte di trasporto, controllare una linea o pescare biglietti di destinazione.
come in tutte le versioni di Ticket to Ride in sostanza, tranne alcune piccole varianti di qua e là, di quanto in quanto. Allora, l'azione pescare carte trasporto. I colori delle carte trasporto corrispondono ai colori delle varie linee sul tabellone: blu, verde, nero, viola, rosso e arancione. I colori sono 6. Possono, in alcune varianti di Ticket to Ride sono di più o magari di meno. Fanno eccezione le carte bicicletta, carte multicolori che fungono da jolly e possono sostituire qualsiasi colore quando si controlla una linea. Un giocatore può tenere in mano un qualsiasi numero di carte trasporto in qualsiasi momento, a patto che ce ne siano ancora da pescare, naturalmente. Questa azione permette di pescare 2 carte trasporto. Il giocatore può pescare ognuna di queste carte dalle 5 a faccia in su, disposte accanto al tabellone, oppure dalla cima del mazzo. Pesca alla cieca. Se pesca una carta a faccia in su, il giocatore deve immediatamente sostituirla con una nuova carta presa dalla cima del mazzo di pesca. Attenzione, se il giocatore sceglie una carta bicicletta a faccia in su come prima carta, quella sarà l'unica carta che pesca in quel turno. Una carta bicicletta a faccia in su non può essere scelta come seconda carta, come le locomotive. Se in un qualsiasi momento 3 delle 5 carte di trasporto a faccia in su sono carte bicicletta, tutte e 5 le carte vengono immediatamente scartate e si scoprono a faccia in su 5 nuove carte, e saranno sostituite da queste 5 nuove. Se di nuovo escono 3, si sostituiscono anche queste 5 e così via. Una cosa particolare, non è specificato nel regolamento di nessuna versione di Ticket to Ride, ma grazie alla versione digitale è stata sfatata una parte del regolamento, è stata spiegata una parte del regolamento. Devono essere rivelate tutte e 5 le carte, quindi potrebbero uscire anche 4 o addirittura 5 jolly. A quel punto si prendono e si scartano. Non è che come se si rivelano solo 3 carte, sono 3 jolly, si scartano subito, no, devono essere tutte e 5. Questo è un particolare. Se sono rimaste poche carte da pescare e continuano a comparire sempre e solo i jolly, a quel punto si fa in modo che questi jolly diminuiscano di numero, si iniziano a distribuire dal giocatore che in quel momento doveva compiere l'azione, ne prende uno. Se restano ancora troppi jolly nel mazzo di pesca e quindi continueranno a uscire sempre almeno 3 jolly, si consegna un secondo jolly al giocatore successivo. Questo mi è capitato giocando online, digitale, e quindi ho avuto anche questa spiegazione che non è mai stata fornita, credo, nei manuali. Tenetela presente. Se avete dubbi su come funzionano Ticket to Ride, i vari regolamenti, chiedete a me, perché ormai conosco tutti quelli digitali e nella mia collezione ho diversi Ticket to Ride. Sto pensando di dedicare un video dedicato proprio di creare un video dedicato alla mia collezione, ma lo vedremo più avanti. Quando il mazzo di pesca si esaurisce, si mescolano le carte scartate e si compone un nuovo mazzo di carte di trasporto. L'altra azione che il giocatore può fare è controllare una linea. Esistono 2 diversi tipi di linee sulla mappa: la linea del tram e una serie di caselle continue dello stesso colore che collega 2 località adiacenti sulla mappa. Interessante. Allora, le linee del tram possono contenere solo tram, mentre le linee della metropolitana possono contenere solo metropolitane. Allora, per aiutare a capire, qui le possiamo vedere rappresentate, sono differenti come forma, tanto è vero che anche i cosiddetti vagoni sono diversi. Adesso ne tiro fuori 2 dalla bustina per aiutarci a capire. Uno rosso, sto prendendo i rossi come esempio. Oh. Vediamo se riesco. Questo è un rettangolo
questo è formato da due piccoli pezzi. Quindi questo dovrebbe essere, se ho capito bene, il tram, e questo invece è la metropolitana, giusto? Per controllare una linea del tram, un giocatore deve scartare una serie di carte trasporto corrispondente al numero di caselle delle linee scelte e collocare uno dei suoi tram su ogni casella che compone quella linea. Per controllare una linea della metropolitana, un giocatore deve scartare tante carte trasporto dalla propria mano quanto il numero di carte raffigurate accanto alla casella sulla linea e collocare una metropolitana su quella casella. La maggior parte delle linee richiede una serie di carte di un colore specifico per essere controllata. Ad esempio, una linea blu può essere controllata scartando carte trasporto blu. Le grigie invece possono essere controllate usando una serie di carte di un colore qualsiasi. Un colore, mi raccomando. Cioè, scelgo il colore di quella linea in quel momento. Mi servono... sono 3 carte? Magari ne metto 3 gialle. Oppure 3 rosse. Anzi, le gialle non ci sono in questa variante. Ci sono arancioni, blu, verde, nero, viola, rosso e arancione. Ricordiamo che non c'è giallo. Un giocatore può prendere il controllo di qualsiasi linea libera sul tabellone. Non è obbligatorio che sia collegata a una delle linee che ha giocato in precedenza. Un giocatore non può mai prendere il controllo di più di una linea nello stesso turno. Se il giocatore non ha abbastanza tram da collocare in ciascuna casella, non può controllare quella linea. Quando un giocatore prende il controllo di una linea, riscuote immediatamente il numero corrispondente di punti, facendo avanzare il suo segnapunti del numero appropriato di caselle lungo la tabella punteggio, come indicato dalla tabella punteggio stampata sul tabellone. Attenzione, le linee del tram e le linee della metropolitana non forniscono lo stesso numero di punti. Vediamo di... lo capiremo. Per prendere... poi c'è un esempio, questa è una doppia tratta nera e blu. Per prendere il controllo di questa linea nera del tram lunga 2 caselle, un giocatore può scartare una delle seguenti combinazioni di carte, come fa notare cornice nera, cioè 2 nere, 2 con la cornice nera, oppure una nera con cioè, vedete, lo sfondo è bianco ma la cornice è nera, ecco, questo volevo dire. Quindi 2 carte uguali nere, 2 carte differenti, quindi una nera e un jolly, oppure 2 jolly, le biciclette. Stranamente non ci fa vedere la possibilità di prendere la blu. E perché non ci fa l'esempio invece la D, 2 blu invece che 2 nere? È strano. Le stesse carte possono essere usate per prendere controllo di questa linea della metropolitana. Quindi passiamo all'esempio della metropolitana. Vedete che servono 2 carte uguali nere, oppure una nera e un jolly, o 2 jolly. Quindi la metropolitana richiede 2 carte per volta, mentre i tram, come si fa normalmente in Ticket to Ride, una per una per casella. Nel caso delle linee doppie, alcune località sono collegate da doppia linea, 2 linee con un pari numero di caselle che collegano le stesse località. Nessun giocatore può controllare entrambe le linee di una doppia linea. Nota, nelle partite a 2 giocatori, una volta che una delle linee della doppia linea è stata contro l'altra linea viene considerata chiusa e inaccessibile all'altro giocatore per il resto della partita. Questo regolamento è presente in tutte le varianti di Ticket to Ride da 4 giocatori in sostanza. Se si gioca in quasi tutte, se si gioca in 2, la doppia è vista come singola, quindi o una o l'altra si utilizza e basta. In 3-4 giocatori si possono occupare entrambe. Invece nella versione da 5 giocatori la regola della linea doppia, che è vista come una sola, vale anche se si gioca in 3.
per sfruttare entrambe le linee bisogna essere in 4 o 5. Un giocatore prende una linea, l'altro giocatore prende la seconda linea. Poi c'è anche la possibilità di occupare una linea virtuale in almeno una variante, la 1901, ma forse ne parleremo in futuro. La terza azione che il giocatore può fare, circa 10 minuti stiamo dedicando alle tre azioni, alle prime due azioni, adesso parliamo della terza: pescare biglietti di destinazione. Quindi in quel momento il giocatore prende le carte di destinazione. Ma quante? Ogni biglietto destinazione include il nome di 2 località e un valore in punti. Se alla fine della partita un giocatore ha creato un percorso continuo di linee per collegare le 2 località, ottiene un numero di punti aggiuntivi pari al valore di punti indicato sul biglietto. Se invece non è riuscito a completare un percorso continuo fra quelle località, sottrae il valore di punti indicato sul biglietto destinazione dal suo punteggio totale. Un giocatore può ottenere un numero qualsiasi di biglietti destinazione durante la partita, a suo rischio e pericolo, aggiungerei. Questa azione permette di usare il turno per pescare biglietti destinazione aggiuntivi. Come funziona? Per fare il giocatore pesca 2 nuove carte dalla cima del mazzo dei biglietti. Il giocatore deve conservarne almeno uno, ma può scegliere di tenere entrambi se vuole. Ogni biglietto destinazione scartato va collocato in fondo al mazzo dei biglietti destinazione. I biglietti destinazione pescati che non vengono immediatamente scartati devono essere tenuti fino alla fine della partita. Se nel mazzo rimane un solo biglietto destinazione, il giocatore pesca solo quello, che è obbligato a tenerlo. I biglietti di destinazione devono essere tenuti segreti agli occhi degli altri giocatori fino al calcolo finale del punteggio a fine partita. Quando ne restano pochi, il mio consiglio, magari ne sono rimasti meno di 5, sarà facile ricordarsi quali sono, perché torneranno a rotazione, quindi si potrebbe valutare di non pescarle e di far prolungare magari le linee prendendo punti mettendo i propri segnalini. Perché? Perché c'è il rischio che, sapendo che c'è magari una destinazione che è impossibile da raggiungere perché non c'è un percorso a propria disposizione, non ha senso prenderla. Ma se ci accorgiamo che un giocatore potrebbe decidere di prenderla e farsi punti extra e stiamo già avanti con i punti, possiamo anche decidere strategicamente di prenderla sapendo che avremo dei punti negativi perché non sarà raggiungibile e togliere punti all'altro giocatore. Ma attenzione alla scelta. Questo vale magari per quelle tratte, quelle destinazioni da 2-3 punti, ma se una destinazione da 20 punti è un pericolo. Ticket to Ride è un pericolo con i punti. Allora, visto che qui ci sono 2 tipi di tratte da coprire, mi è sorta una domanda mentre leggevo. Di solito, quando restano 2 vagoni o meno, finisce la partita e parte l'ultimo giro. Ma qui abbiamo 2 tipi di mezzi di trasporto. Come finisce la partita? Fine della partita e calcolo dei punteggi. Quando il giocatore rimane con 0 o uno solo componente giocabile nella sua riserva, in qualsiasi combinazione di trame metropolitane, alla fine del suo turno, ogni giocatore, incluso quello stesso giocatore, ha diritto a un turno finale. Quindi cambia la regola. Mettiamo il caso che non sono riuscito a mettere metropolitane ma solo tram e mi è rimasto un tram, le metropolitane mi restano, però faccio partire l'ultimo giro. E il giocatore che fa partire l'ultimo turno chiuderà la partita, facendo lui un turno finale. Dopodiché la partita termina e il giocatore calcola il suo punteggio finale in questo modo. I giocatori dovrebbero avere già conteggiato i punti guadagnati man mano che completavano le varie linee. Per assicurarsi di non avere fatto alcun errore, ogni giocatore può ricalcolare i punti delle sue linee in questo momento. I giocatori rivelano tutti i loro biglietti di destinazione, non sono più segreti a questo punto. Il valore dei biglietti di destinazione completati con successo si aggiunge al punteggio totale. Quello degli eventuali biglietti di destinazione incompleti viene sottratto dal loro punteggio totale. Se il giocatore che ha accumulato il maggior numero di punti vince la partita, il giocatore che ha accumulato il maggior numero di punti vince la partita, come di solito succede. Se 2 o più giocatori hanno lo stesso punteggio massimo, vince il giocatore che ha completato più biglietti di destinazione. Se la parità permane,
i giocatori interessati condividono la vittoria. E vi devo dire che ultimamente ho fatto diverse partite in cui ho condiviso la vittoria con altri giocatori, perché avevamo lo stesso punteggio finale e lo stesso numero di biglietti completati. Quindi il manuale è chiaro in tutto, tranne un aspetto, cioè nell'esempio qui della doppia linea, secondo me dovevano fare un esempio con la D, e fra l'altro anche nella pagina successiva c'è un esempio di doppia linea con l'altro mezzo di trasporto, quindi tram e metropolitana, potevano spiegare un po' meglio nei disegni. Sono le uniche note dolenti che posso menzionare di questo regolamento. Per il resto è Ticket to Ride, quindi il regolamento base è lo stesso, non cambia. Adesso devo solo fare questa cosa: togliere le carte dalla loro busta, imbustarle e poi, anzi, facciamo così, che sto pubblicizzando una marca, cosa? Pin, se vuoi io ti pubblicizzo, mandamele, pagami, io te le faccio, se no, ecco, così non sappiamo che marca è, anche se ormai l'ho svelata, doveva restare segreta un po' come i biglietti, vabbè. E quindi, cosa sto dicendo? Sì, e poi devo provare il gioco. Quindi ci vedremo, spero presto, con altre novità nel canale che deciderò cammin facendo. Se volete nei commenti suggeritemi e io faccio. Voi dite e io ci provo. Allora, a presto, ciao a tutti.